Settimana decisiva per la Nuorese che nei prossimi giorni definirà il programma in vista della nuova stagione agonistica che vedrà la società di Via Aosta presentarsi per la terza stagione consecutiva ai nastri di partenza della Serie D. Il presidente Michele Artidino nelle prossime ore procederà all'iscrizione della squadra al campionato. Poi, una volta valutate le risorse economiche a disposizione, stilerà il programma tecnico per il prossimo torneo. Si procederà quindi alla scelta del nuovo allenatore. In ballo c'è una rosa di 3 nomi, tra i quali anche quello di mister Marco Mariotti, che potremmo definire in pole position. Ai tecnici sarà prospettato il programma della società che punta alla salvezza tranquilla con una squadra di giovani. Chi sposerà questo progetto potrà sedersi sulla panchina verde-azzurra. In ballo ci sono un paio di sponsor che potrebbero contribuire a rimpinguare il budget a disposizione, ma la Nuorese quest'anno vuole partire con i piedi per terra senza proclami. Un basso profilo determinato dallo stato delle cose, poi se strada facendo si dovessero trovare le risorse si potrebbe rimodulare il progetto con nuove ambizioni. Anche perché il prossimo campionato di Serie D non sembra presentare la classica squadra ammazza torneo, un'occasione per chi volesse puntare al salto di categoria. Ma questi per la Nuorese al momento sono discorsi fuori portata. Il miracolo di quest'anno è l'iscrizione della squadra e la partenza in ritiro che si svolgerà a fine luglio a Nuoro.